Ci sono 13 indagati per la frana di Niscemi, tra cui l'ex presidente della regione Rosario Crocetta. Inaugurato il reparto dell'unità operativa di oncoematologia al San Giovanni di Dio. Torna la paura per il blocco degli autotrasportatori siciliani. Dopo i lavori di AICA permane la vergognosa situazione in via Alessio Di Giovanni a Fontanelle a distanza di 50 giorni. Bentrovati da TVA Notizie. Apriamo con la notizia che riguarda le indagini sulla frana di Niscemi. Ci sono 13 indagati dalla Procura della Repubblica di Gela guidata da Salvatore Vella. Tra gli indagati Raffaele Lompardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. E poi i dirigenti regionali Ferdinando Croce, Denise Gargano, Salvatore Lizio, Calogero Foti, Pietro Lomonaco e Salvatore Cocina. Il procuratore della Repubblica Vella, incontrando i giornalisti, ha fatto il punto sulla situazione a partire dalla prima frana del 1997. Inaugurati all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il nuovo servizio e i locali dell'unità operativa di oncoematologia. Arturo Cantella. Sono stati ufficialmente inaugurati il nuovo servizio e i locali dell'unità operativa di oncoematologia all'ospedale di Agrigento, un importante traguardo per il potenziamento dell'offerta sanitaria del territorio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti affetti da patologie oncoematologiche. Alla cerimonia hanno preso parte il direttore generale dell'ASP Giuseppe Capodieci, il direttore sanitario di presidio Vincenzo Asaro, insieme a numerosi professionisti sanitari e volontari. La guida della nuova unità operativa semplice e dipartimentale è affidata alla dottoressa Rosalba Indorato. L'attivazione dell'unità operativa di oncoematologia rappresenta un passo significativo per il territorio agrigentino, consentendo ai pazienti di accedere a cure specialistiche direttamente sul posto, riducendo la necessità di spostarsi verso altre strutture, garantendo un'assistenza tempestiva e continuativa. L'oncoematologia di Agrigento è la branca della medicina che si occupa delle malattie del tumore del sangue e del sistema linfatico, comprendendo le diagnosi, la cura e il monitoraggio di patologie complessi come le leucemie, linfomi, mielomi. Tra i principali compiti della nuova unità operativa, la presa in carico e la gestione complessiva del paziente e la pianificazione della somministrazione dei trattamenti terapeutici, il monitoraggio clinico, il coordinamento con centri hub per esami diagnostici avanzati, la partecipazione e i percorsi diagnostico-terapeutici integrati, come il supporto informativo assistenziale ai pazienti e ai familiari, anche grazie al servizio di psicologia. La nuova struttura si configura come un punto di riferimento fondamentale per la rete oncologica della provincia di Agrigento, favorendo un approccio multidisciplinare integrato nella gestione delle patologie ematologiche. I trasportatori siciliani tornano a far paura con il loro fermo, proclamato dalla mezzanotte. Molti ricordano le tristi giornate vissute tra blocchi ed esasperante corsa al pieno. Per fortuna fino a questo momento non si registrano situazioni particolari, ma ai distributori già da ieri la fila di auto non è passata inosservata. Il fermo durerà fino a sabato 18 aprile. Alla base della protesta vi è il costo dei carburanti. Adesso si spera che il governo riconosca da subito le richieste del Comitato Trasportatori per poter riprendere la normale distribuzione. La protesta continua. Assolutamente sì, continua, almeno fino a sabato a mezzanotte, dopodiché vedremo gli sviluppi della situazione. Cosa chiedete voi?
Noi chiediamo il rimpinguamento dei fondi per il mare bonus, che praticamente abbiamo una situazione paradossale. Da un lato l'Unione Europea ha autorizzato gli incentivi agli imbarchi e all'utilizzo delle autostrade dal mare, dall'altro lato l'Unione Europea ci penalizza con la famosa tassa sull'inquinamento, l'ETS, che praticamente è più del doppio del ristoro che noi godiamo. Le chiedo un esempio pratico: se prima il carburante per un mezzo, il pieno, costava 800 euro, adesso a quanto siamo arrivati? Ma con un pieno di 800 euro oggi siamo intorno a 1400 euro. Troppo per un... Assolutamente, non abbiamo questi margini operativi. E intanto il governo regionale annuncia l'arrivo di 25 milioni di euro per il sostegno alle attività messe in crisi dal costo dei carburanti. Arturo Cantella. Il governo regionale siciliano sta predisponendo un emendamento da 25 milioni di euro con l'obiettivo di fronteggiare la grave crisi economica che sta colpendo diversi comparti produttivi dell'isola. La misura nasce per contrastare gli effetti dell'aumento dei costi dei carburanti aggravati dagli eventi bellici degli ultimi mesi, che hanno inciso pesantemente in particolare sul settore dell'autotrasporto merci. Il pacchetto caro carburanti sarà esteso anche ai comparti dell'agricoltura, della pesca, anch'essi duramente colpiti dal rincaro dei costi di produzione. Il governo regionale, ha dichiarato il presidente della regione Schifani, è impegnato a dare una risposta concreta e tempestiva alle imprese siciliane che stanno affrontando una fase estremamente complessa. Con questo emendamento da 25 milioni di euro intendiamo sostenere non solo gli autotrasportatori, ma anche quei settori strategici come l'agricoltura e la pesca, fondamentali per l'economia e l'occupazione della Sicilia. È una misura necessaria per salvaguardare la competitività delle nostre imprese e garantire continuità produttiva. In riferimento al fondo ETS, ha concluso il presidente Schifani, trattandosi di una norma europea, possiamo solo esercitare una moral suasion nei confronti del governo nazionale, un'iniziativa che ci impegniamo ad adottare. Nella giornata di ieri nel pomeriggio gli assessori all'economia Dagnino e all'infrastruttura Ricò hanno anche incontrato i rappresentanti degli imprenditori del settore degli autotrasporti. Cambiamo argomento, sono trascorsi quasi 50 giorni dalla conclusione dei lavori sulla condotta idrica lungo la via Alessio Di Giovanni a Fontanelle. Tutto questo tempo non è bastato purtroppo per il ripristino del manto stradale e per la rimozione di quello che resta del cantiere. A quanto pare l'impresa di Casteltermini, che ha eseguito i lavori per conto di AICA, aspetterebbe una semplice firma che darebbe il via all'intervento di ripristino. Che si tratti di burocrazia o altro poco importa e non si può non stigmatizzare l'incredibile situazione che mette a rischio la circolazione stradale, per non parlare del decoro che non esiste proprio. Giovani in Festa 2026, la città ospitante è Canicattì. Don Giorgio Casula, vice direttore, da poco nominato del servizio di pastorale giovanile. Don Giorgio, vogliamo usare una metafora, ecco, sei salito sul treno in corsa, sì, in preparazione col Giovani in Festa, però qual è lo sforzo del servizio di pastorale giovanile per quello che da 39 anni ormai è un appuntamento per i giovani nell'arcidiocesi di Agrigento? Come vi state preparando e come sarà scandita la giornata del Giovani in Festa? È uno sforzo meraviglioso, perché quando si lavora con i giovani, si sta con i giovani, c'è sempre fermento ed è sempre una novità, è sempre primavera. Il lavoro è un lavoro ricco di attività, di incontri che abbiamo avuto soprattutto in questo ultimo periodo, da quando sono salito sul treno in corsa, volendo riprendere la metafora che hai appena utilizzato. Abbiamo avuto degli incontri preparatori, non ultimo anche un incontro di preparazione spirituale, la preghiera venerdì sera,
presso il santuario della Madonna della Rocca, dove risiedono le spoglie del venerabile padre Gioacchino Lalomia, dove i ragazzi hanno organizzato la veglia, hanno impostato, hanno anche scelto il brano su cui concentrarsi sul momento di preghiera e hanno vissuto questo momento in un clima di famiglia ed è stato molto bello. Quest'anno il Giovani in Vesta avrà un format diverso rispetto agli anni passati. Abbiamo optato, anche a seguito di una riflessione che l'ufficio di pastorale giovanile della diocesi ha avviato già da tempo, una rimodulazione, concentrare tutto nel pomeriggio. Quindi alle 3:30 sono previsti gli arrivi con l'accoglienza, verso le 4:30 abbiamo il momento di preghiera, quindi il momento iniziale del Giovani in Vesta, e poi alle 5 la presentazione dei testimoni che aiuteranno i nostri ragazzi nei 5 gruppi, e infine abbiamo la messa, la celebrazione alle ore 19 e poi momento di aggregazione con un DJ che animerà la serata, e poi il passaggio della croce al comune che sarà detto il giorno stesso. Abbiamo i nomi degli ospiti? Allora, coinvolgeremo la polizia postale per l'uso dei social, del vivere i social dei ragazzi, più come contatti, ma nel senso vero che cosa bisogna intendere l'amicizia all'interno del mondo virtuale. Poi coinvolgeremo AIPEC, una comunità di Caltanissetta, una cooperativa che si occupa sia di diversibilità e che i ragazzi che hanno della diversibilità lavorano, servono i tavoli, così come anche i ragazzi che scontano delle pene, ragazzi minori, che anche loro parteciperanno e faranno la loro testimonianza. Fra Luigi, che è il frate cappuccino presente al santuario della Madonna della Rocca e che anche lui animerà uno di questi gruppi, di questo laboratorio, per l'accompagnamento spirituale sotto la prospettiva del carisma francescano, visto che siamo negli 800 anni della morte di San Francesco. Ovviamente, come ogni anno, il Giovani in Festa ha un tema, e un logo e un inno. Sì, allora il tema è l'amor che muove, è uno degli ultimi versetti della Divina Commedia, che è il leitmotiv del sussidio di quest'anno che l'ufficio di pastorale giovanile diocesano ha utilizzato, e che accompagna proprio questo sussidio tra le figure bibliche utilizzate come San Giovanni Battista, la Maddalena, San Giovanni Evangelista, Geremia, così come associandolo quindi a dei canti della Divina Commedia. Di solito l'ufficio ha utilizzato delle opere d'arte, quest'anno si è pensato di utilizzare proprio la Divina Commedia, tutta la Divina Commedia, ovviamente dei canti scelti, delle tre cantiche. L'inno è stato fatto dai ragazzi della comunità di Canicattì, sono stati bravissimi sia nella composizione della musica, del testo e anche nella preparazione del video. Il logo è stato fatto da Rachele Messina insieme al fidanzato Samuele Lodico, così come anche il manifesto della locandina, dove li troviamo anche tutte le informazioni, come anche ad esempio il QR code dove è possibile fare l'iscrizione al Giovani in Festa. Inoltre, sempre nella locandina troveremo in basso la possibilità di l'informazione di poter visitare la mattina, perché tutto è congedato il pomeriggio, però la mattina i luoghi, i simboli di Canicattì, come il santuario di Livatino, quindi la chiesa Santa Chiara, il santuario della Madonna della Rocca dove risiede padre Gioacchino Lalomia, e le case natali sia del servo di Dio, il venerabile Gioacchino Lalomia, così come anche del beato Livatino, saranno aperte, è possibile quindi fruire e poter fare quindi una visita, soprattutto per quei gruppi che vengono da lontani dalla nostra diocesi e hanno questo desiderio di poter visitare questi luoghi sacri. Anzi, sarà, come dire, la sera del 30, dopo che i ragazzi faranno una bella veglia di preghiera e di preparazione al Giovani in Vesta, poi ci sarà l'apertura del simulacro in cui si trova appunto il nostro
Beato Rosario Angelo Vatino. Siamo in compagnia del sindaco di Canicattì, città che quest'anno, così come annunciato lo scorso anno a Lampedusa, ospiterà il Giovane in Festa. Sindaco, come si sta preparando la città? Allora, la città si sta preparando veramente, dico, alla grande, anche perché dico, è un momento in cui si aspetta, perché era già da 23 anni che realmente non succedesse una cosa del genere, perché è stato fatto 23 anni fa. E dopo 23 anni di nuovo avere il Giovane in Festa a Canicattì, che io ringrazio Sua Eccellenza Alessandro Damiano, anche l'Arcivescovo, che ha voluto fortemente questo evento che si facesse a Canicattì subito dopo la traslazione del Beato Rosario Angelo Vatino, che abbiamo fatto un qualcosa di importante e significativo portando le spoglie del Beato dentro la chiesa di Santa Chiara. Ma un ringraziamento va principal modo anche a Don Giuseppe Cummo, ma va anche al Don Gero Manganello e anche a Don Giorgio, perché loro si sono prodigati per questo evento sul territorio di Canicattì, ma devo fare anche un plauso direttamente ai ragazzi che stanno facendo un lavoro veramente significativo e importante per la città, avendo fatto anche il luogo della città di Canicattì, che è la torre dell'orologio, ma una cosa emblematica e forte invece il traccio dell'uva, un albero dove si vede il frutto che non muore mai e si vede l'uva, ma la cosa fondamentale è che noi vediamo nella parte alta che c'è il venerabile padre Gioacchino, a sinistra noi vediamo che invece c'è direttamente il Beato Rosario Angelo Vatino e Antonino Saetta, che hanno perso la vita, parlando anche dei due martiri della giustizia, e si parla sia a livello di cattolico, che è stato il venerabile padre Gioacchino, si parla di chiesa, ma anche di un laico che era il Beato Rosario Angelo Vatino, non dobbiamo dimenticare Antonino Saetta, per cui dico un grazie va veramente a chi ha voluto fortemente questa iniziativa sul territorio di Canicattì, ma un ringraziamento devo farlo fortemente anche a Don Gallorgero Morgante, il vicario forario di Canicattì, e tutto il clero canicattenese che hanno creduto, perché è una scommessa e questa scommessa noi la vinceremo. Giornata nazionale del Made in Italy all'Istituto Niccolò Gallo di Agrigento. Ascoltiamo le interviste realizzate dal collega Domenico Vecchio, che ringraziamo per la collaborazione. Made in Italy, se ne parla qui all'Istituto Gallo Sciascia. Sì, oggi per la giornata del Made in Italy ci sembrava opportuno, giusto, diciamo, celebrarla nel migliore dei modi nel nostro auditorium con dei relatori di eccezione e la Camera di Commercio, che assieme alla nostra scuola ha organizzato questo incontro, a cui parteciperanno oltre le autorità civili e militari della nostra provincia e anche delle imprese, aziende e imprese con i loro rappresentanti. Incontreranno i ragazzi, parleranno dell'importanza di coniugare genio e metodo nel lavoro d'impresa e di portare avanti quella che è l'estro, la creatività italiana e siciliana nel particolare, per affermarci anche a livello nazionale e internazionale. I ragazzi dell'istituto tecnico nei vari indirizzi che sono attivi al Gallo Sciascia oggi avranno quindi una lezione particolare da parte di testimoni privilegiati e saranno particolarmente coinvolti nel completare la loro formazione culturale scolastica con esperienze dirette che hanno anche il valore non solo di formare e di informare, ma di orientare al mondo del lavoro. Un plauso alla Camera di Commercio che ha promosso questo incontro, perché ha puntato sulle giovani generazioni. Il Made in Italy è sempre stato, diciamo, il fiore all'occhiello delle nostre imprese, del nostro paese, perché nasce da una tradizione che si perpetua anno dopo anno, periodo dopo periodo, sempre con uno sguardo rivolto all'innovazione, e puntando sulle nuove generazioni noi vogliamo mantenere, accrescere e migliorare questo aspetto di eccellenza del nostro paese. È un tema di estrema rilevanza perché la scuola punta molto sull'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, e tutte le riforme dell'attuale Ministero dell'Istruzione e del Merito vanno proprio in questa direzione, cioè quella di rendere la scuola sempre più competitiva, creare una scuola che sia in grado di dialogare con quello che è il mondo del mercato del lavoro. Oggi presentiamo
quello che è un prodotto di grandissima rilevanza, che è quello del Made in Italy, che ci rende famosi nel mondo, e ragioniamo su come si produca questo intangible assets, cioè come si produca questa risorsa immateriale che consente all'Italia di essere competitiva non soltanto sulla produzione quantitativa, quindi sul prezzo, ma attraverso la creatività, attraverso l'innovazione, ma come dice il titolo della giornata di oggi, coniugando non soltanto il genio ma anche un metodo. Questa giornata del Made in Italy che realizziamo qui all'Istituto Niccolò Gallo Sciascia nasce per iniziativa della Camera di Commercio assieme all'Istituto, ed è un momento non solo celebrativo ma anche formativo e informativo. È uno degli 800 eventi che si stanno sviluppando in questi giorni in tutta Italia. Noi abbiamo voluto farlo proprio coincidere con il 15 di aprile, che è la data simbolo di questa giornata, perché fa riferimento all'anniversario della nascita di Leonardo, il grande genio italiano, nel 1452. E noi abbiamo voluto dare questo titolo alla giornata proprio genio e metodo, perché questi due elementi proprio racchiudono il segreto del Made in Italy, che è famoso in tutto il mondo. In questa giornata vogliamo cercare di sensibilizzare i giovani per fare conoscere meglio loro le opportunità che ci sono per le imprese, richiamando la tradizione e l'innovazione. In questo senso ci saranno delle imprese di giovani, delle start-up innovative, che daranno una testimonianza a questa platea di ragazze e di ragazzi, in modo tale da invogliarli verso l'imprenditoria giovanile, ma soprattutto verso l'autoimprenditorialità. Voi siete un'impresa storica, più di 100 anni di attività. 120 anni di attività. Che significa una storia così lunga in un territorio così complicato? Abbiamo preso il settore siderurgico, iniziando i zii di mio papà con fare i ferri per i cavalli, e poi man mano siamo arrivati a noi, perché la storia è troppo lunga. Se ci sarà qualche volta tempo ve la posso raccontare, ma ora non penso che sia il momento e il posto adatto per parlare. Oggi cos'è il Made in Italy per voi? Io sono felice che ci sono i miei figli per poter continuare, perché le cose di oggi sono molto progressivi e uno ci deve stare dietro. Ma partendo dalla mia età e come ho iniziato, mi viene molto difficile andare davanti, però ci sono i miei figli che mi danno la possibilità di stare dietro le quinte e seguirli con l'occhio destro, e vanno avanti, perché so chi sono. Quanti anni ha lei? 87 a maggio. La Regione quali strumenti concreti sta mettendo in campo per favorire l'inclusione? Oggi si parla di dignità, di diritti, di inclusione per la disabilità psichica. Durante queste attività questi ragazzi hanno ridotto notevolmente tutte quelle che sono le manifestazioni acute del loro disagio, quindi questo vuol dire che è questo l'indirizzo che dobbiamo applicare. Certo, dobbiamo adeguare la possibilità di inserimento secondo le reali condizioni del nostro paziente, ma è anche vero che in alcuni casi, in un 20% di questi casi, quella che è stata un'esperienza limitata nel tempo si è poi trasformata in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le aziende che rientrano, pubbliche e private, all'interno degli obblighi della legge 68, già tendono a scegliere di lasciarsi sanzionare piuttosto che assumere la quota di invalidi che prevede la legge. All'interno di quella che già è una discriminazione pura, vi è una discriminazione, perché spesso c'è un pregiudizio nei confronti di chi vive un disagio psichico, che viene visto come un soggetto che può creare problemi al lavoro, perché viene visto più semplice gestire un non vedente, un non udente, un non ambulante,
piuttosto che chi vive un disagio psichico, non so, penso a uno schizofrenico. Serve una riforma delle politiche attive del lavoro in questo ambito, che stiamo trattando poi in particolare in questo convegno? Assolutamente sì. Il lavoro è terapeutico, la parola giusta, la parola che dobbiamo metterci e scrivere nel DNA è terapia. Il lavoro è terapeutico, non solo. Col lavoro possiamo far risparmiare alla sanità, alle istituzioni tantissimi soldi, perché c'è un risparmio su tutto quello che invece è la sfera delle problematiche di tipo emotivo, comportamentale, depressione, ansia, inattività. Cioè, questi sono costi aggiuntivi che poi avrà il sistema. Col lavoro avremo come si dice, una risoluzione di tutte quelle problematiche che lasciano queste persone chiuse in una stanza, chiuse sedute in una poltrona per sempre. Dal punto di vista normativo, le tutele attuali sono sufficienti? Le nostre madri e padri costituenti hanno avuto una felice intuizione, quello di fondare la neonata Repubblica su una parola assai significativa, la parola lavoro. E questo perché avevano già compreso che dal lavoro derivavano anche una dignità sociale, derivava anche una libertà. E se questo vale per tutti i cittadini, vale ancora di più per le persone affette da disabilità e tra queste le persone con disabilità psichica. E lo dimostrano gli alti tassi di disoccupazione di questi soggetti. Una notizia di cronaca: una badante condannata in via definitiva è stata arrestata dalla Polizia di Stato per maltrattamenti ai danni di un anziano. Ad indagare erano stati gli agenti della squadra mobile di Agrigento dopo la denuncia presentata dai familiari della vittima. Gli agenti sono riusciti a risolvere uno dei tanti casi odiosi di maltrattamenti nei confronti di persone anziane. La Polizia di Stato ha arrestato una donna agrigentina condannata in via definitiva per il reato di maltrattamenti aggravati commessi ai danni di un anziano al quale aveva prestato assistenza come badante. L'indagine è stata condotta dalla sezione reati contro la persona in danno dei minori della squadra mobile di Agrigento. Ha avuto origine dalla denuncia presentata dai familiari dell'anziana vittima, i quali avevano segnalato diversi episodi di violenza fisica e psicologica perpetrati nei confronti dell'anziano congiunto. Gli accertamenti svolti dai poliziotti hanno consentito di ricostruire un quadro di condotte vessatorie e continue nei confronti dell'anziano, caratterizzate da aggressioni fisiche e comportamenti intimidatori e offensivi, tali da cagionare sofferenze fisiche e morali della vittima. Le risultanze investigative hanno trovato pieno riscontro nel successivo iter del processo, con sentenza della Corte di Appello di Palermo divenuta definitiva. La donna è stata condannata alla pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile di Agrigento, che hanno sottoposto la donna al regime della detenzione domiciliare presso la propria abitazione. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Agrigento è parte della mia vita e delle mie radici. Lo afferma in una lunga intervista pubblicata dal quotidiano Agrigento Oggi l'ex deputato regionale Lillo Miccichè, agrigentino che ha scelto di trasferirsi a Bologna. Tra le sue battaglie indimenticabile resta la marcia per l'acqua. Nell'intervista Lillo Miccichè racconta il suo punto di vista sulla politica agrigentina. Ma ascoltiamo adesso l'intervista di Televideo Agrigento del direttore Arturo Cantella proprio a Lillo Miccichè, appena eletto assessore della giunta Zamputo. Parte questo progetto Zambuto, fra le tante deleghe che le ha, quello delle emergenze idriche, emergenze rifiuti, ecco, deleghe forti da gestire, però anche lei ha una grande esperienza per poterlo fare. Ma, sono deleghe che le ho volute io nel momento in cui abbiamo concordato con Zambuto questo accordo elettorale dopo
il primo turno, cioè il ballottaggio, ho dato la mia disponibilità ad appoggiarlo e ha accettato questo suo invito a condizione che fossero questi tipi di deleghe, perché sono deleghe di cui mi sono speso da anni e che mi scommetto io con la città, anche perché al primo turno avevo dato degli impegni, avevo firmato diciamo delle cambiali che oggi dobbiamo pagare, cioè quello di essere costanti su questi argomenti, quello di portare il sistema ottimale alla distribuzione idrica è un impegno imperativo di civiltà. La stessa cosa è che se noi vogliamo mantenere la città pulita e abbassare la tassa dei rifiuti, dobbiamo rivedere la situazione del lato e quindi puntare tutto sulla raccolta differenziata. Allora sono temi fondamentali come quello del risanamento del centro storico, perché attraverso il risanamento del centro storico noi possiamo rilanciare il turismo, possiamo incrementare l'occupazione e quindi dare la possibilità di creare nuovi posti di lavoro. Cioè queste sono le prerogative che mi sono posto fin dall'inizio e nonostante un mare di difficoltà che noi abbiamo ereditato, una crisi economica profonda di parecchi milioni di euro che ci mette diciamo così, in una situazione di non poter programmare, anche perché siamo senza bilancio, perché ci hanno lasciato anche senza bilancio, questo i cittadini che lo sappiano, che non c'è neanche una lira per comprare una lampadina, cioè questo che si sappia che la situazione è drammatica sotto questo profilo e allora noi da questa difficoltà dobbiamo uscire attraverso la caparbietà, la costanza e la consapevolezza che ci sono queste difficoltà e che tutto sommato dobbiamo dare risposte, perché è vero che ci sono difficoltà ma non ci terremo indietro di fronte alle difficoltà che ci hanno lasciato, su questo non c'è ombra di dubbio. Noi siamo qui sotto diciamo così, una cappa di difficoltà, ma dobbiamo uscire con coraggio, creando diciamo così, una sinergia tra gli amministrati e gli amministratori, quindi chiediamo collaborazione ai cittadini. Quindi pensate che la città ha un deficit pari a 45 milioni di euro perché ci sono debiti fuori bilancio che bisogna pagare e non c'è una lira in cassa. Questo deve essere chiaro, che abbiamo una grande difficoltà e su queste difficoltà noi ci scommettiamo nonostante questi enormi problemi che ci hanno lasciato e che abbiamo ereditato. Velocemente, ecco un'altra delega è quella del centro storico, un centro storico su cui lei si è particolarmente battuto da sempre. Cosa diventerà nei prossimi 5 anni il centro storico di Agrigento? Il mio sogno è quello di lasciare alla scadenza di questo mandato come se Agrigento, il centro storico fosse una Taormina o Erice. Questo è il mio sogno, che diventa una Taormina dove c'è uno sposalizio tra il mare, la valle e il centro storico, dove i turisti restano ad Agrigento e che portano denaro fresco per creare occupazione e sviluppo in questa nostra amata città. È tutto, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.